Allora, qui in redazione, oggi nella nostra redazione del Colle, è venuto Jacopo Olmo Antinori, amico di lunga data, però Jacopo per parlare di una cosa che ha a che fare molto col cinema, però non è un film, non è una serie, ma cos'è? Allora, ciao ragazzi, in realtà è banalmente attività sindacale, nel senso da qualche tempo io mi sto occupando in maniera del tutto informale, quindi non con una posizione ufficiale, di portare avanti un'attività giovanile, quindi under 35 all'interno di UNITA, che è l'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, quindi un'associazione di categoria degli attori che insieme ad altre associazioni attraverso CGL nell'ultimo periodo, insomma alla fine dell'anno, tra la fine dell'anno e l'inizio di quest'anno, ha contribuito con una delegazione a firmare il primo contratto collettivo nazionale del lavoro per gli interpreti dell'audiovisivo, quindi del cinema e della televisione. Quindi nulla, mi sto occupando insieme alla mia amica e compagna di UNITA, Ileana D'Ambra, di tirare su un po' di attività giovanile, quindi di creare partecipazione e coinvolgimento nella suddivisione under 35 degli attori, quindi degli interpreti del teatro e dell'audiovisivo. Quindi stiamo organizzando un'assemblea libera, quindi diciamo con un dibattito aperto, libero, questo sabato 17 febbraio presso il teatro di Officina Pasolini, quindi vicino al Foro Italico, dove inizieremo a parlare di quello che ci sta a cuore fondamentalmente. L'assemblea è pensata per permettere alle persone di prendere parola e di cominciare a immaginare quali sono i temi per gli interpreti under 35 che sono particolarmente di rilievo e di cui l'associazione dovrebbe occuparsi, insomma, dovrebbe portare avanti delle iniziative, se c'è bisogno delle battaglie, eccetera. E quali sono i temi? Li dobbiamo definire, diciamo. Dal tuo punto di vista c'è qualche tema? Allora, noi abbiamo fatto, questa attività nasce inizialmente con 2 incontri fatti, con il direttivo di UNITA, che è l'organo elettivo dell'associazione, composto, almeno in questa fase, ancora soltanto da over 35, che era un pochino un modo per mettere in contatto le persone, e sono ovviamente cominciati ad uscire un po' di questi temi. Alcuni sono non soltanto trasversali, ma sono molto contemporanei, cioè vanno anche al di fuori della specificità della categoria degli attori. Ad esempio, un esempio lampante è quello di tutto il tema che riguarda le molestie, gli abusi sessuali, le disparità di genere. Questo è un tema che è molto forte già dentro quella che potremmo considerare la base giovanile dell'associazione. Si discute di problemi legati anche all'accesso al lavoro e la gestione di tutte le dinamiche relazionali con le altre figure professionali dell'industria. Questo perché gli interpreti del teatro, ma specialmente poi dell'audiovisivo, non avendo mai avuto fino a pochi anni fa una rappresentanza strutturata, essendo insomma da diversi decenni quello che era il vecchio sindacato degli attori, diciamo, avendo perso una base, un consenso dopo essere confluito in CGL, eccetera, c'è molta confusione, c'è molta ignoranza, nel senso mancano dei punti di riferimento che permettano agli interpreti, specialmente più giovani o più inesperti, di capire come muoversi in un'industria che è ovviamente per sua natura ibrida, liquida, ma dove insomma ci sono anche dei rischi a volte ogni tanto, quindi emergono molto domande di questo tipo, temi legati a questo. Certo, ma da quando hai iniziato tu, quanto sono cambiate le cose? Perché oggi, come dici tu, è una giungla tra cinema, serie, titoli, produzioni, iperproduzione anche per un attore. Le cose sono cambiate secondo me molto perché è cambiato il mercato a livello quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Quando ho iniziato io, che avevo 14 anni ed era il 2011-2012, non erano ancora arrivate le piattaforme, l'intero mondo di internet e dei social media era veramente agli albori, quindi l'industria era ancora strutturata in un modo classico, il che significa che c'era una torta più piccola in generale e meno persone sedute al tavolo.
dal lato degli interpreti. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che si è allargata molto questa torta, sono emerse tante nuove possibilità, spesso specificamente per i giovani. Pensiamo a tutte le serie televisive e non che sono state prodotte a tema teen, giovanile. In percentuale molte più persone si sono avvicinate all'industria, a questo mestiere, che è ovviamente una cosa positiva, ma che genera a cascata una serie di questioni, di problemi da affrontare, potenzialmente anche di angoli d'ombra, o comunque di una situazione che va, mi viene da dire gestita, ma comunque che va coordinata. Quindi fondamentalmente è cambiato questo. Poi i problemi a livello fondamentale, ad esempio fin quando non c'era il contratto collettivo, i problemi riguardano ad esempio banalmente la retribuzione o alcuni diritti minimi che vengono adesso garantiti dal contratto esistevano già prima. È cambiata proprio la struttura, perché essendo diventato tutto molto più liquido, libero, non siamo più soltanto, ok, c'è la televisione e c'è il cinema. C'è la televisione, però c'è la televisione in diversi modi, diversi tipi, perché non c'è più soltanto la Rai, Mediaset o Sky, c'è Rai, Mediaset, Sky, ci sono le piattaforme, c'è Rai Play, e poi c'è il cinema, però c'è il cinema, diciamo, c'è il cinema d'autore, c'è il cinema più nuovo, come c'era anche prima, però c'è il cinema che va più sulle piattaforme, il cinema insomma è un ambiente molto più variegato, con molte più persone, con molti più interpreti, che hanno bisogno però anche di avere, insomma, diventa proprio fondamentale secondo me adesso una struttura che permetta alla categoria non soltanto di difendersi, diciamo, che non è tanto questo, ma di essere, è anche questo ovviamente, ma di essere una forza che collabora in un modo positivo e propositivo all'interno dell'industria, e che non è una collezione di atomi, di individui che da soli vagano e lavorano, ma strutturarla di modo che che ci sia un interlocutore definito, mi viene da dire forte, ma è l'aggettivo sbagliato, ma che sia una colonna, un pilastro di quella che dovrebbe essere un'industria sana nel nostro paese. E per un'industria sana c'è bisogno, come c'è bisogno delle associazioni dei casting, degli autori, dei produttori, c'è bisogno anche di quella degli interpreti. Assolutamente, grazie mille. Grazie a te.